zingaro, voglio vivere come te. Non lo so, Zoe, ma devo immortalarti quanto figa sei. Cioè io ero qua senza toppa e mi è arrivata sta roba a domicilio. E adesso per seguire, no, un attimo questo ritmo, questa ruota a domicilio, stiamo guardando anche per la pizza a domicilio. Allora, quando ti raccontavo una volta, no, che l'Alessia cucinava di merda, che dopo passo anche per esagerato e antipatica alla storia, ok? Attento. Vedi, questa è la sua pasta cacio e pepe, guarda. Hai cucinato tu, io ero a letto. No, hai detto lascia un po' di acqua, dopo non è che l'ha svuotata, l'ha buttata direttamente col cacio e pepe dentro. E cacio e pepe era surgelato io. Ma vedi come la gira, c'è una roba pazzesca. No, dai, cosa comunque? Intanto mi rifaccio quella patata. Comunque posso... Che la sto cucinando io. Non me la patate bruciare. fritte. Stavo pensando che tanto ridete, mi vedo a piangere da ridere. Ridete tanto Chi? e la prendete mi in dai giro del voi, della mia... continuo. Della sua pasta, ok, chiamala pasta, ok? Del brodo cacio e pepe. Ah, La trovate una cosa ridicola. Però fa tutto figo, se la inventa a Cracco, ve la fa pagare 5 subbiotti. ma non credo che Cracco fai a cacio e pepe in queste maniere. No, fa la minestra. Dio signore. Noterei inoltre, no, perché a mise en place, come cazzo si dice di Alessia, un telefonino, Coca-Cola da beva a canna, io c'hai buttati a toia. Questa è Sono in sbacco. faccia Già sbacco, tanto che è in sbacco la una vita. E ste qua le patatine fritte fatte da Singano. Ecco, quindi facciamo scambio piatto. Vuoi toccare dentro una patatina nel tuo brodo cacio e pepe? Ah, famoso brodo cacio e pepe, ma guarda che sopra veramente Cracco la fa, mi incasso, Dio caro, perché non bisogna darle ragione, cioè è una merda, punto, non si fa ste robe, punto. Devo ancora entrare nella modalità dell'inverno dove si deve cucinare e preparare la tavola, dai. Sì, è un corvo. Cos'è Italia? L'Alessia ha visto un uccello grande, ma... Tre. Cos'è, un falco? Dalla coda, sì. Non è un'aquila, vero ragazzi? Un falco, no? Andrea, ti che ti piace io sei? Sì. Non so, stanno per far baruffa, battaglia, qualcosa. Mentre, sì, vabbè, ma uno sì, proprio un falco, un'aquila, bello grande. Comunque, sì, ragazzi, guarda che fa strano, perché se una te dice, amorosa, te dice, se io fare bird watching, vabbè. Però guarda che, stesso concetto, ma usando parole diverse, no? Vado a guardare gli uccelli. Ma che cambia, eh? Intanto, qua scusa che gli è stanche, che io che la piate, siano poreto. E anche pignate. Ho cambiato idea, gli ho cambiato la luce di posizione. Mentre è incredibile, non me l'aspettavo, quanti strisci sono andati via, per non è che aspettano anche sono la prima mattina, semplicemente utilizzando la famosa spugna magica. Follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Vedi, quel camper lì mi piace un botto, che trovo spesso qua, perché è piccolissimo e dall'altra parte ha un bel portellone per mettere le bici. Forse nessuno ti ha mai raccontato come si annoia uno in camper, uno di quelli che tu chiami full timer. Allora, innanzitutto, se non è mona durante queste giornate, va in un'area camper, così può lavorare e anche montarsi video tranquillamente. Area camper gratuita. Per annoiarsi è chiaro che è necessaria la pioggia, perché se non ci fosse la pioggia, cioè uno prende, perché urlo non lo so, uno prende, va in giro in bicicletta, va a farsi le camminate, soprattutto quando non è nel suo paese. Minchia, cosa sta arrivando?
In anyway ragazzo, quando è pieno inverno con queste giornate lunghissime, chi vive in camper e vuole diciamo lavorare tanto col computer oppure anche giocare tra virgolette tanto con il computer, quindi montare i video, devo guardare qua, eccetera eccetera, e ovviamente va in un'area camper gratuita dove hai la corrente. Avendo la corrente ragazzo, cioè come essere a casa, e apprezzi questa avventura del vivere in camper con un occhio diverso, cioè non è sempre solo avventura, stare attenti a non sprecare, cioè la gestione dell'energia eccetera eccetera, ma è anche proprio comfort, comodità, rilassamento, hai capito? E cos'è comfort, comodità e rilassamento? Casa, ossia quel posto dove tu non hai bisogno di nulla, ok? Qui hai carico e scarico all'infinito, corrente, sei al caldo, al riparo e... anzi devo guardare qua. E questa è l'esperienza del camper vissuta come casa. Poi guarda, questo è il mio nuovo giardino del bagno, perché sono andato a caricare e scaricare, ho detto ma sì, cambiamo visuale al bagno. Che pacchia, che pulmino. Poi io lo adoro perché va tutto a corrente volendo, riscaldamento a corrente, acqua calda a corrente, clima a corrente, tutto a corrente. E poi guarda chi c'è, vedi, quando meno te l'aspettano passano sempre gli amici, perché anche gli amici chiama Limona con queste giornate vanno in area camper. È passato anche Ezio. Loro li hai già visti più di una volta, è una famigliola carinissima. Aspetta, credo di aver messo il volume del microfono troppo alto, sì, perché mi è appena tornata indietro la Sony all'assistenza, non mi ricordavo il volume. Speriamo bene, dopo faccio le prove, dopo controllo. E questo è il camper che gli avevamo fatto il video dedicato, quello rifatto completamente artigianale, tutto dentro in legno massiccio, te lo ricordi? Guarda che robe, là, non ho tirato nuovo, di più. Mi si stanno sgretolando a 1000 le cuffiette, più che altro mi perdono pelucchi dappertutto. Ecco niente, questo per dire che volevo rifarmele con il nastro isolante, ma mi sono accorto che ce l'ho in garage giù, cioè il mio garage sarebbe quel gavoncino del mezzo metro, no beh dai, anche un metro, e quindi temporaneamente ci passerò il nastro di carta. Cosa vuoi che ti dica? Bellissime, cioè vuoi mettere il nuovo stile? No scherzo, ci metterò il nastro nero sopra. E vale che alla fine averla canticchiata sempre da piccolo e guardo il mondo da un oblò mi annoio un po'. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. Va che ci ha azzeccato, Però guarda che bello sfondo per annoiarsi, Però ho raccontato una mezza balla perché alla fine mi annoio solo quando il Final Cut esporta i video. Questo perché, cioè sì ovviamente fanno schifo, però per dire un attimo, perché buttare via un paio di cuffie wireless Bluetooth, che cacchio che sono, che funzionano perfettamente da anni solo perché si stanno sbriciolando lì? Non ha senso. Non ha senso soprattutto, guardale bene, perché il loro scopo, il loro utilizzo non è estetico, ok? Non sono un abbellimento, una collana, un braccialetto o quant'altro, no? Servono solo e esclusivamente a ascoltare bene l'audio. Si ascolta bene? Sì. Punto. Stop. Quanto mi brucia il discorso del meteo, cioè io che penso sempre di essere un po' più sveglio di quello che gli altri si aspettano, no? Tipo non so, i telegiornali e via discorrendo. Porca puttana, io col meteo ci ricasco sempre, cioè mi manca tanto il CP, potevo stare col CP tranquillo in questi giorni, le sarebbe stata da Dio, avevo la bici nuova, potevo fare il percorso da enduro o comunque un bel giretto in salita e niente, per carità. Lato positivo, ti ho montato un bel po' di video. Chissà come avrebbe spalmato la marmellata, tipo non so, un Monet. Buona. Cioè, ossia, la cura nei dettagli ce l'aveva in tutte le cose della vita o solo esclusivamente nella pittura? Un po' come noi, certe peculiarità ce le abbiamo solo in determinati campi, in determinate cose specifiche di un determinato campo, o è il nostro essere? Goodbye Segusino. Vado via io e viene fuori il sole da mountain bike elettrica. Vabbè, io sto tornando più che altro per la pulizia dei denti e poi vabbè, 2 clienti da passare.
Nel frattempo puntino rubinetti. Oh, ara che belle stradine sconte ti fa far Google Maps. C'è già la città del carnevale a pagamento. Giuro, ti fanno pagare per assistere al carnevale, giuro. Ho fatto arrivare il casco da enduro nuovo dalla nonna, ho trovato un 800 grammi, sono un po' incacchiato perché vari giri che avrei potuto fare adesso che avevo il tempo. Sei ritornata dentro? È venuta a trovarmi? È ritornata dentro. Sell kids for food. Where the change moods. Strings here again. Reproductive plans. There's the one who likes all our pretty songs, and he likes to sing along, and he likes to shoot his gun, but he knows not what it means, knows not what it means. And I say he's the one who likes all our pretty songs, and he likes to sing along, and he likes to shoot his gun, but he knows not what it means, knows not what it means. And I say E a proposito di colleghi, oggi è anche il compleanno della Sara, auguri Zara, e quindi, ma sì, andiamo a rivedere le sale e gli uffici di Piva. Chiuso, vediamo da dietro ragazzi. Ah, cavaletta, ciao cavala. Ma qui c'era il nostro ufficio nel prefabbricato, nello sgabiotto. Ricordo, mamma mia quante giornate della mia vita ho buttato via qua. Lì c'è ancora lo sgabiotto, vedi qua dietro c'è un prefabbricato e noi stavamo là, io andavo a fumare qua di nascosto, dopo arrivava il capo là, si faceva le gare, no? Per non farsi sgamare. No, da lì c'erano gli archivi. Che forte, quanti ricordi. Andiamo a vedere le serre, perché all'inizio invece lavoravamo dentro le serre, praticamente avevamo gli uffici là. Ma è vero che piantano ganza, porca puttana, sì. Oddio, eh sì, è marijuana ragazzi. Senti, oddio, guarda piante di ganza. Che figata. Vediamo se c'è qualcuno. È proprio ganza. Non si crede. Senti che profumo, che robe. E nessuno è a domandare se c'è una piantina. Che figata. Già che sento piante di ganza. 2 mega serre strapiene di ganza. Marijuana tradotto. Porca puttana ragazzi. Ah no, aspetta. Facciamo la mujer. Aspetta, ho sbagliato, facciamo la mujer. Oh! Ciao merda, Borade Reciondi, oh caro. ciao amore mio. Ascolta, ma come ammetten col fatto che a un convegno gli ha detto che tutti i terremoti gli è dovuti da altri omosessuali? Cioè, non è proprio responsabilità, niente proprio, Dio caro. Senso civico. No, ma perché no, si fa tanto rumore, tu capito? Perché dopo questa roba poi come si sbatte su quei muri e casca le case. Ho capito. Ah, per quelli dice che lei terremoti per colpa dei Reccioni. Sì, Ho capito. No, non sapevo, io mi informo. Ma, oh, un'altra roba da approfondire. Ieri in bici devo fare un giro, no? E so passare là, Pio ho detto che fai un giro anche in TSR, cazzo me ne incui al massimo che dice so passare per i campi in bicicletta. E sentivo un odore strano mi. No, è ganza.
ganja, sì, ma è quella terapeutica. Dopo sicuramente dentro si cresce anche a quel di voi, ma... Che bello. Sì, lei è autorizzata, cioè io autorizzai a farlo. Che figata, cazzo. Cioè mi posso anche comprare una piantina se vuoi da tenermi in camper? Sì, ma qui non è quella con la THC, cioè quella... Sì, vabbè, ma tanto io non fumo neanche perché ho smesso di fumare, se no c'è per rifumare tabacco. Ma giusto pavela. elettronico tu fuma? No, zero, mi è da più di un anno ormai che non fumo. Sul serio? Sì, per quello sono ciccione io caro, se no sono ciccione per cosa così. Sì, no, ti peserà 12 kg se te fa... No, ho buttato su più di 25 kg, ho buttato su. Ma si deve scherzare? Non poco. Dio caro. Sono passata da S a L che a me sta giusta, anche le braghette del Decathlon sono da là, guarda, mi serve le braghette quelle da ciccioni. Sì, Dio. Perché se ne evitano gli altri, scusa. Non so, me ne sta tutto in il giro di pochi mesi. Ma insomma così, insomma, te mi conta. No, va dentro, la tipa che vive dentro, è tipo una mezza disagio, ma non dice anche che sera là appena assieme, se l'ultima volta che sono visto, non dice Sergio, ti ricorda? No, si era solo noi altri a cena. Sergio chi era? E mi ha contato la storia di sta qua che è ok. tipo mezza c'ha hippie, che roba è mezza, è hippie di sicuro, perché non le fanno scegliere da genere. Io a vivere là dentro, Cos'hai? però una sera non sei era. Cioè, vive in mezzo alla ganza, con l'odore di ganza dalla sera alla mattina. Tipo l'erba è crespa, capisci? Sì. Del genere. L'erba di San Stin? Che storia. Che figata, cazzo. È come biasimarla, no? Che storia. Pensati come che cambia i tempi. Perché ho cercato sull'internet, no? E era 4 o 5 anni fa l'elicottero gli ha scoperto un fiato di piante, arresti di qua, arresti di là. E adesso così. Te può vendere. Pensati che robe. Scusa, te l'aveva chiamato sul numero adesso, ma scrive qua la marca. Mi ha chiamato io, ma sì. Sì, no, ho sbagliato. Ho sbagliato, sai. Sono abituato a chiamare morose dei miei... tu capisci? Sono abituato a chiamare morose dei miei amici e dopo mi confonde, no? Aspetta che stue. E ora siamo a Biverone, perdonami Italia, ma questa forse è una puntata più dedicata ai miei colleghi, perché adesso li riporto a mangiare i venerdì, perché si mangiava primo e secondo di pesce a 10 euro, probabilmente anche adesso, so che vuole il Green Pass, quindi non che veniamo più. Peccato. Due sportivi, due ragazzi per la toppa sono pazzi, maricanoni nelle partite, gli allenamenti. C'è un piccolo bike park, sarebbe da chiedere. Lì che bello, le salite, le dunette, lì il saltino non credo perché non è molto da salto. Qua la parabolica per fare il mega curvone, dopo si rientra. No, è carino, accidenti, io vorrei. E invece devo accontentarmi della pista da macchinette. Però è ottimo come allenamento per fare le curve strette. Vedi? Da molto straight. Perché in bici devi spostare il corpo al contrario di come lo sposteresti in moto, vedi? Sembra facile, ma non è facile. Poi dipende con che velocità fai le curve, hai capito? Però sembra facile, ma non è facile. Vedi, questa è verticale. Merda, ho preso in bomba prima una mega pozzanghera, non l'avevo vista, mi sono lavato tutto, sono stonfo. Ma cani profumatosi, timida, puliti, lavati e depressi per questo motivo? Ne abbiamo? Dai, non essere depressa, ti ho lavata, felice, con l'acquetta calda, adesso sei qua tranquilla, ti ho asciugata. Cioè, cane, dai, si sta bene? Vieni via con me, facciamo i giri in spiaggia, andiamo a vedere tutti i bau foresti. Ha fatto storie per venire via, non voleva venire via. Ho fatto anche video con la GoPro, mi pare. Che lavori, non vuole mica. Dai, vieni. Amy, dai. Non vuole mica venire, dai. Cazzo, 3 ore che la chiamo. Dai, su. Mamma mia. Porca miseria, stavi bene a casa? Buon manasso per questo cane. Che bravo, che mi aspetta per fare la doccia, Didi. Ciao Italia, adesso spegniamo e facciamo douche. Siamo tanto depressi.
Però siamo bellissimi e diventeremo belli profumosi, vero cane? Belli profumosi. Ma quanto depressa sei te quando ti faccio la doccia? Mamma mia, proprio in sbattimento sto cane. Povero cane. Come diceva la Pausini Emi, solo un lavaggio non basta per te. Ok cane, mai paura, abbiamo solo disastrato il camper, ma mai paura, l'importante è che il CP è qua felice e pulito e profumoso. Segna tutto CP, segna tutto. Cosa abbiamo sentito noi? Cosa abbiamo sentito? Ragazzi, che colori, un po' frufru, guarda, che bello il mare in autunno, guarda, Ucciu Giacomo, Ucciu. Il pirata, adesso gli ho insegnato a fare i salti di nylon, ma non vedo niente. Tutto che adesso, i discorsi da vecchio ogni volta Alessia ha sempre una magagna nuova anche io, no? Cos'è che vabbè, adesso a me hanno tolto le tonsille e non ho più niente. Cos'è che hai te adesso? No, sento l'effetto come degli spini, senti, quelli di nylon. Che bello, gli spini. Era quello che suona fatto... la chitarra, quell'altro che gli fa il video. Che carichi, Guarda che barchetto da sky. Cosa? Allora, Cosa? quello lì sembra un treno degli animali. Il primo è un elefante, il secondo è un condor, dopo c'è un coccodrillino, un elefantino, un coccodrillo. Di chi è quella bella pallina? Di chi è quella bella pallina? Aiuto! Ti ha rubato la pallina! Al ladro! Scap! È lì, via! No! Dove gliela lancio? You understand? Please hold me.